Ciao a tutti, hi everybody. Oggi proveremo a fare un'altra pizza con il Rockbox. Today we'll try to make another pizza. So, this time I changed something in my dough. Quest'oggi ho cambiato qualcosina nel mio impasto. Ho usato meno acqua del solito. La percentuale l'ho portata da circa 67% a 60%. This time I used 670 grams, not 600 grams instead of 670 grams, sorry, of water, just to make it harder, you know? In questo modo, ecco, l'impasto è un attimo più gestibile dal punto di vista della stesura, ma anche della resa nel forno. Attualmente ci sono, stando al termometro, 430 gradi. Now it's 400 degrees, 430 degrees, more or less. Ok, let's make the base. Ok, so, come avete notato, non la stendo tantissimo, ok? Cerco di non stenderla troppo per poi stenderla sulla pala, tanto 32 cm, quindi non dovrebbero esserci problemi. E lì dove mi sembra più sottile la ricopro, ok? So I don't extend too much the dough because you know it's quite risky, and if I see that somewhere like here, you know, it's too thin, I used to cover it, you know. This is a trick just to prevent holes. Ok, so I won't touch it anymore, non la tocco più. It's time to put toppings on top. Ora, ok, questa la prendo dopo. Vorrei fare una pizza un po' particolare, patate e pancetta, ok? Let's make a different kind of pizza with some bacon and potatoes. Ho preparato precedentemente le patate, le ho precotte perché non possono rimanere crude in quanto sono tossiche. I pre-cooked potatoes because no, it's quite risky, they are not well cooked. Quindi aggiungo le patate qui. Okay, let's make potatoes. Okay, fine. Now it's time to add bacon. Adesso aggiungiamo la pancetta. Ok. Oil. Mettiamo pure 2 foglie di basilico, che ci stanno sempre bene. Ok, alluniamola un po' la pala, anche perché si è sporcata dalle pizze precedenti, ok? La si porta rotandola un po'. E una volta che sulla pala, vedete, si stende. Ok, so let's move pizza on the peel, and once it's on top you can easily extend it, you know, so that's why you don't really need to make a big base, which is quite risky, you know, just to prevent holes. Ok, la fiamma è al massimo, la riduciamo un po', you see, the power is on top, so let's decrease it in order to prevent any burnings. Once it's inside, una volta che è dentro,
cucinando. It's cooking. It's time to turn it. Proviamo a girarla senza tirarla fuori, così vediamo di bruciarla e di farla raffreddare. You know, it's quite risky. We need to pay attention because if it's too close to fire, it can get burned very easily. You know? Almost done, quasi fatto. Ok, direi perfetto. Adesso la mettiamo sul piatto. It's perfect to me. La pizza. Vedete, è morbida. Vedete, è morbida. It's well cooked. If you see that it's burnt somewhere, it's because I need to clean the oven, you know? That's why, but it's basically well cooked. Vedete? Se la vedete un po' bruciata è perché in alcuni punti del forno è un po' sporco dalla precedente pizza, quindi usate o lo grattate o usate un panno umido non bagnato, e per pulire velocemente, perché se usate un panno bagnato rischiate di spaccare la pietra. Don't use completely wet piece of clothing, you know, because otherwise you can break the stone. That's it. Questo è tutto, grazie e buon appetito.